Rapidamente, naturalmente, se Siddi e Daniela se ha qualcosa che vuole dire su quello che ha sentito, siamo ripartiti dal Pastore per dare un'idea complessiva del disagio. Tanto stiamo col Pastore, così diciamo subito come la pensiamo. Però il problema... Attenzione che stare col Pastore, caro Mario, significa fare anche campagne di stampa per il Pastore e spessissimo quando non si fanno, voglio dire, dall'altra parte c'è qualche altro, insomma, non è così. Chi conosce Tuareg sa che il Pastore ha ragione, punto. Quelle case là non si possono fare, non si devono fare. Ti puoi chiamare, puoi essere Dio in terra, la casa lì non la fai. Ma butteranno sempre per i superlativi none, ma butteranno via l'albergone, visto che chi lo fa è... Io spero venga battuto, perché francamente lì non devi fare niente, punto. E io non sono contro lo sviluppo turistico, anzi, ma lì no, è una questione semplice. Poi invece perché bisogna stare col Pastore? Perché c'è una questione di radici, cioè la questione di fondo che non abbiamo toccato. Che cosa è la Sardegna? La Sardegna non avrebbe dovuto fare chimica fine, non avrebbe dovuto fare industria siderurgica. Quindi errori di pianificazione errori industriale. Di pianificazione bestiali. Però ormai ci sono. Zedda giustamente dice c'è l'inquinamento. Ti credo che c'è l'inquinamento. Quella roba lì in Sardegna non ci doveva stare. Questo errore adesso è giunto al termine, alla fine della corsa, e Meletti pone la domanda delle domande. Che cosa si fa non nei prossimi 10 anni, Meletti, nei prossimi 20, 30 anni? Perché l'arco temporale che tu hai evocato riguarda quasi 40 anni in cui, Zanda lo sa bene, non si faceva altro che di discutere di una sola cosa. Siddi, piano di rinascita. Ne avrò visti di tavoli aperti sul piano di rinascita almeno 6-7. Non se n'è chiuso uno. Mentre parli penso, e credo che a casa pensino la stessa cosa, che noi stiamo parlando della Sardegna, ma davvero stiamo parlando dell'Italia. Stiamo parlando, è la metafora dell'Italia, ed è una grandissima presa in giro, laddove l'amara verità è che l'Alcoa chiuderà, gli operai resteranno senza lavoro, la Vinyls ha un futuro incertissimo. Altri poli industriali legati alla chimica, alla siderurgia, alle materie prime in Sardegna chiuderanno. Qua non si tratta più di tamponare e di tenere insieme con i cerotti le varie situazioni, si tratta di spianare tutta questa storia e ripartire da capo, riformare i lavoratori, nuove industrie pulite e tecnologia, tecnologia e turismo sono i veri settori dove la Sardegna può dare il massimo e l'ha dimostrato di poterlo fare. Io sono stato varie volte alla Silicon Valley in California. La Sardegna ha tutti gli elementi naturali per poter fare quella roba là, a situazioni analoghe. Allora, un momento. E ci stavamo arrivando, sì, ha ragione, ci stavamo arrivando e per pura miopia non l'abbiamo fatto. Internet è nato in Sardegna. Cioè la gente non se ne ricorda. Vanno sistemate le teste del mosaico. La più grande azienda europea online era in Sardegna. No, questo è molto giusto. Un momento, di cosa stiamo discutendo? Siccome